Benvenuti, oggi è venerdì 19 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:38. La luna sorge alle 15:33 e cala alle 4:24. Oggi si celebra Santa Emma. Il nome Emma ha origine gotico-germanica e significa gentile, ma anche forte o potente. Il 19 aprile si celebra la giornata mondiale della biodanza, coincidente con il compleanno di Ronaldo Toro, il fondatore di questo sistema che unisce danza e benessere psicofisico. In tutto il mondo la biodanza viene onorata con eventi che riflettono sulla visione di vita, salute e comunità. Claudio Cecchetto celebra oggi i suoi 72 anni. Il suo percorso professionale lo ha visto pioniere nel mondo della radio con Radio Milano International e Radio Studio 105 e in televisione con Chewing Gum e Discoring. Ha condotto il Festival di Sanremo e lanciato hit come Gioca Jouer. La sua visione ha dato vita a Radio DJ e ha introdotto talenti come Giovanotti e Fiorello al grande pubblico. Edoardo Derme, noto come Calcutta, compie oggi 35 anni. Il suo singolo Cosa mi manchi a fare ha segnato l'inizio della sua fama nazionale, seguito da successi come Gaetano e Oroscopo. Con evergreen e collaborazioni di rilievo come Se piovesse il tuo nome con Elisa, Calcutta ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale indie italiano. Il suo ultimo album, Relax, e il singolo 2 minuti hanno riscosso grande successo, confermando il suo talento e la sua popolarità. Lily Gruber, giornalista e scrittrice di grande esperienza, celebra oggi i suoi 67 anni. Ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni 80, lavorando per TGR, TG2 e TG1 e coprendo eventi storici come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq. Autrice di saggi e romanzi, nel 2004 ha intrapreso la carriera politica come parlamentare europea. Ha lasciato il Parlamento europeo per dedicarsi alla conduzione di 8 e mezzo sulla 7. Era una serata come tante altre, ma il 19 aprile 1987 sarebbe entrato nella storia della televisione. In quel giorno, durante il Tracy Ullman Show, un breve sketch animato, ha dato vita a una famiglia che avrebbe conquistato il cuore di milioni di spettatori, i Simpson. Con il loro primo episodio intitolato Good Night, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie hanno fatto il loro debutto. I loro creatori, Matt Groening e il team della Fox, non avrebbero mai immaginato che quei personaggi, allora solo abbozzi grezzi, sarebbero diventati così famosi nel mondo. Da quel giorno i Simpson hanno fatto ridere, pensare e hanno persino previsto eventi futuri con le loro famose profezie. Quando ci innamoriamo il nostro corpo è un vero laboratorio chimico. Dopamina, adrenalina, serotonina si scatenano, provocando batticuore, euforia e perdita di appetito. Questo cocktail di neurotrasmettitori non solo ci fa sentire su di giri, ma può anche ridurre la nostra fame. L'innamoramento è quindi una potente miscela di chimica ed emozioni che ci fa vivere le famose farfalle nello stomaco. Ariete, oggi è l'ultimo giorno in cui il sole sosta nei vostri gradi, poiché in serata si trasferirà in Toro. La luna vi accompagna in questo passaggio e vi dà un'ultima carezza proprio perché questa stagione, che è partita bene sulla carta ma che ha visto Mercurio e Venere retrogradi nei vostri gradi, ha un po' rallentato le aspettative. Da domani tutto si fa più oggettivo e presto tutto si rimetterà in moto e sarà ancora comunque la vostra stagione, la vostra amata primavera. Toro, in serata il sole illuminerà i vostri gradi e sarà il vostro momento zodiacale, momento tanto atteso visto che il sole stabilizzerà un po'
Giove e Urano che vi hanno dato molto del filo da torcere in un bailam dei venti che finalmente adesso verranno un pochino regolati dalla presenza del Sole. Gemelli, la giornata di oggi prevede una giornata un po' pensierosa proprio perché la Luna è in quadratura e qualche sensazione emotiva vi pervade. Il Sole in serata tra l'altro si andrà a nascondere e permeerà la vostra 12ª casa rendendovi un po' più emotivi e sensibili. Magari dentro di voi rintraccerete qualcosa che va rispolverato, riscoperto, riesumato. Cancro, la giornata di oggi è una giornata da salutare con grande gioia proprio perché il Sole in serata diventerà vostro amico e vi sosterrà proprio dalla casa ideale delle vostre amicizie, affinità elettive e elargendovi tanti consensi che riscontrerete in ogni vostro ambito sociale. Leone, la giornata di oggi è la giornata in cui il trigono del Sole si spegnerà, quindi un po' meno tono del solito, ma questo non vi dispiacerà perché per adesso preferite non giocare a nessun tavolo, proprio perché gli eventi intorno vi convincono poco, il vostro istinto felino vi permetterà di stare in panchina. Vergine, giornata oggi da salutare con grande speranza. La Luna vi ha finalmente convinto che siete pronti a un passaggio epocale veramente molto importante. Il Sole stasera entrerà in trigono e vi renderà forti e sicuri e tenterete una svolta molto importante per la vostra vita. Coraggio, è l'inizio di un periodo molto più sereno. Bilancia, la buona notizia è che il Sole stasera smetterà di esservi opposto. Rimarranno la vostra Venere ferma e retrograda e anche Mercurio nelle stesse condizioni. Ci sarà tempo per dialogare meglio in amore, ma intanto le energie ritornano e qualcuno vi sta già facendo sorridere. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che prevede l'ultimo grado del Sole in Ariete. Da stasera il Sole sarà un'opposizione, per cui è una posizione questa assolutamente da non sottovalutare, poiché la stanchezza e le energie potrebbero avere appunto un calo importante, per cui sarà utile avere cura di voi stessi e badare bene a come gestire il vostro tempo. Sagittario, oggi termina il trigono di fuoco con il Sole e ancora una volta sarete abbastanza disponibili a cambiare direzione. Amori nuovi, investimenti nuovi, affari nuovi, potrete decidere con maggiore serenità senza la confusione di pianeti un po' troppo chiassosi o ambiziosi inopportunamente. Capricorno, a proposito di ambizione, un bellissimo trigono del Sole in trigono, lo volete? Sta arrivando a confermare la vostra grandezza e il vostro successo in tutti. Anche la Luna è in trigono ed è amica oggi, per cui inizia un weekend veramente molto speciale per voi. Acquario, il Sole smetterà entro stasera di esservi amico e entrerà in quadratura in Toro. Poco male se non fosse per quella quadratura con Plutone che tende a rendere qualche progetto un pochino più complicato, difficile e per il quale si dovrà lavorare un po' di più e più accuratamente. Pesci, il Sole stasera sarà un vostro preziosissimo alleato proprio perché vi darà una grande forza comunicativa e vi convincerà che nelle relazioni siete finalmente diventate forti e solidi. Inoltre, quando arriverà a toccare Saturno e Marte in posizione di sestile, vi confermerà che otterrete un successo importante. Il termine bagger, fondamentale nel volley, ha origini interessanti. Deriva dalla parola cecoslovacca che significa cucchiaio, proprio per il movimento simile a quello di un cucchiaio che raccoglie e solleva. La tecnica del bagger è nata dalla necessità e dall'ingegno. Si racconta che un giocatore cecoslovacco, impossibilitato a usare le mani per palleggiare a causa delle dita perse in guerra, inventò questo metodo per ricevere palle veloci anche oltre i 100 km/h. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play.
In questa puntata vi presento la regina Cristina di Svezia, una donna che ha vissuto tutte le contraddizioni del suo tempo. Regina libertina e religiosa, Cristina rifiuta di continuare la propria dinastia per seguire le sue convinzioni. Nutrita di arte e filosofia, diventa mecenate di artisti e scienziati, guadagnandosi il titolo di una delle donne più colte del suo tempo. Nel suo letto accoglie senza distinzioni, affermando la sua libertà personale. La sua conversione al cattolicesimo e l'abdicazione in favore del cugino sono gesti che sconvolgono la sua nazione. La sua fuga da Stoccolma, travestita da uomo, la porta a Roma, dove si dedica alla botanica e all'alchimia, creando una corte di intellettuali e influenti personaggi dell'epoca. Ci salutiamo con la frase del giorno. Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, quindi, non è un atto, ma un'abitudine. E se c'è un'abitudine che noi abbiamo e che ormai avete anche voi, è quella di iniziare ogni giorno la vostra giornata con l'almanacco, quindi mi raccomando, vi aspetto domani. Ciao!